Chi si sarebbe mai immaginato di vedere gente a 1 metro l'una dall'altra fuori da un supermercato? Tutte cose naturalmente che straniscono e danno un senso di straniamento, ma che dobbiamo combattere con fiducia e dobbiamo stare alle regole e non c'è niente da fare. E se qualcuno non ci sta dobbiamo anche dirgli che fa male a non starci e che ci deve stare. Quindi questa è la situazione. Bene, sono molto contento di collegarmi col Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buonasera Zaia. Buonasera dottor Del Debbio, buonasera. Buonasera. Dunque, in questa emergenza lei guida una regione che ha ottenuto risultati buoni. Qual è la ricetta fondamentalmente che voi avete utilizzato? Ma guardi, le dirò che ogni regione, ogni sanità è una storia a sé, la sanità è un ambito sartoriale, quindi non me la sento di affrontare confronti tra sanità, visto e considerato che la sanità nasce da una conformazione territoriale, da un'organizzazione storica che uno ha, da scelte o quant'altro. Poi le dirò che noi dobbiamo attendere alla fine, perché è brutto dirlo, ma i morti si contano alla fine della guerra. Siccome è una guerra e i morti purtroppo ce li abbiamo, ne abbiamo 308 anche noi questa sera. L'unica particolarità nostra è che, non rispettando le linee guida all'inizio, abbiamo fatto la scelta dei tamponi. Capiremo alla fine se poi questa sarà ritenuta una scelta, ritenuta una scelta diciamo azzeccata oppure no. Però ecco, forse questa è la vera differenza. Siamo a livello mondiale, c'è il Veneto per numero di tamponi, poi c'è la Corea, poi c'è la Lombardia e a seguire tutti gli altri. Senta, voglio arrivare su un punto di estrema attualità e poi voglio chiederle molte altre cose, ma l'attualità è questa. Il Presidente del Consiglio Conte ha detto o entro 10 giorni l'Europa dà un segnale oppure noi facciamo da soli, cioè quell'impostazione per cui l'Europa deve mandare la Troica in sostanza, dai, dire come si deve fare, tutte queste robe qui se le tenga l'Europa perché a queste condizioni non siamo disposti. Qual è il suo punto di vista? Ma guardi, io le parlo da europeista convinto, le dico che l'Europa sta ancora una volta dimostrando la sua inutilità. Questo modello di Europa non ci serve a nulla, lo ha mostrato con la partita delle crisi finanziarie iniziata con la Lehman Brothers nel 2008, l'ho dimostrato con i flussi migratori e purtroppo lo sta dimostrando in questa emergenza che è una pandemia internazionale. Pensi solo che la BCE non si sta muovendo come la Federal Reserve su questa partita, si pensi solo che non c'è una politica e non c'è una regia sanitaria europea. Si pensi solo che il Veneto, la Lombardia, o meglio la Lombardia, il Veneto, l'Emilia Romagna e poi tutti gli altri siano stati lasciati letteralmente da soli, soprattutto nelle prime fasi dall'Europa. Addirittura qualcuno in Europa accarezzava l'idea che fosse solo un problema degli untori italiani e questo è scandaloso. È scandaloso che siamo in un'Europa che ci ha veramente abbandonato. Questa Europa così non ha senso di esistere. Quindi è d'accordo con il Presidente del Consiglio che dice in questi termini, cioè di prendere dei soldi e poi dover essere sotto ricatto, nel senso di dover fare le riforme che ci dice l'Europa, questi soldi ve li tenete, insomma. Ma guardi, io mi permetto di dire che forse è più d'accordo Conte con me, con noi, perché le stiamo dicendo da un pezzo queste cose. Sa, dottor Del Debbio, un paio di mesi fa, e ne abbiamo parlato anche con lei, parlare dell'isolamento fiduciario, della quarantena per chi proveniva dalle zone infette della Cina voleva dire essere razzisti. Oggi è normale parlare di quarantena. Qualche mese fa parlare in questi termini dell'Europa vuol dire essere dei disgraziati, dei lazzaroni, oggi è normale parlare di questi temi. La verità è che noi non possiamo accettare questa prevaricazione. L'Europa è tenuta in piedi anche dai soldi degli italiani, ci restituiscano i soldi perché in questo momento noi abbiamo bisogno di risorse e pensare all'emergenza sanitaria e all'emergenza economica, che non è irrilevante per quello che sta accadendo nei nostri territori. No, certo che non è irrilevante. Chiudono settimanalmente esercizi, chiudono non nel senso che hanno tirato giù la Claire, ma che se vanno avanti così tirano giù anche i libri contabili in tribunale, cioè ci sono molte realtà in cui hanno già licenziato molte persone, ad esempio in tutto il settore del turismo,
perché naturalmente... e quindi ecco, da questo punto di vista, ecco, l'Italia sembra un po' debole come iniziativa. Le faccio vedere un cartello, Presidente Zaia. Lei mi vede, vero? Riesce a vedere il cartello? Sì, no? Ok, benissimo. Allora, mi mandate il cartello con quanti soldi mettono gli Stati? Eccolo qua. Allora, vabbè, gli Stati Uniti probabilmente mettono più di 1100 miliardi, la Gran Bretagna 350, la Germania 5,50, la Francia e noi per ora 25, forse 25 in aprile. Non le paiono misure, Presidente Zaia, un po' deboline? Ma guardi, glielo commento e non voglio fare polemica perché penso che in questo momento sia da essere rispettosi nei confronti di chi soffre. Io ho 1800 persone in ospedale e ho 308 morti. Però le dico che il modello di stanziamento della Germania è il più vincente. 550 miliardi contro i 1000 miliardi degli Stati Uniti significa che la Germania fa un'opera ciclopica, perché gli Stati Uniti sono almeno, io penso, 5 o 6 volte l'entità della Germania, e quindi non mi si passi il conto inesatto. Quindi noi non possiamo pensare di uscire da questa crisi pensando di gareggiare e competere con i colleghi tedeschi che hanno 550 miliardi contro i nostri 25 miliardi. Ma siccome io mi ritengo un incallibile ottimista, penso solo che i 25 miliardi siano solo l'inizio. Comunque resta il fatto che l'Europa è assente. Ha visto che Draghi, che diciamo aveva fatto meglio della successora, perché insomma la partenza della successora speriamo che si ripigli, perché se continua così siamo messi male, ha visto che Draghi ha detto: in questo momento non c'è da fare ragionamenti di calcoli, debito, eccetera. C'è da mettere nell'economia ciò che è necessario, come lui aveva fatto per la moneta, tra l'altro. Condivide questa posizione, Zaia? Sì, ma guardi, purtroppo non abbiamo Draghi adesso noi alla BCE, sì. non abbiamo Draghi, non abbiamo il Draghi del quantitative easing e quindi dell'iniezione di risorse per far fronte alla crisi. Oggi c'è bisogno di liquidità sui mercati, c'è bisogno di sostenere le imprese, e glielo dice il presidente di una regione che ha 600.000 partite IVA, abbiamo un PIL di 150 miliardi di euro, e quindi se noi chiudiamo chiude tutta Italia, che sia chiaro questo. Cioè non è che siamo un lembo, una landa desolata, deserta, la periferia dell'impero che non c'entra nulla sul bilancio dello Stato. Cioè questo virus ha colpito per prima il cuore nevralgico della produzione del PIL italiano, la Lombardia per prima, il Veneto, l'Emilia Romagna e poi tutti gli altri. Cioè bisogna essere coscienti del fatto che usciremo dall'emergenza sanitaria e non possiamo lasciarci ovviamente dimenticare per strada quella economica e finanziaria, che sarà terribile. Senta, si vocifera anche di possibili contatti che ci siano stati, glielo dico da giornalista, per una premiership di Draghi in questo momento di emergenza. Lei che dice a questo punto, se vuol dire qualcosa? Ma guardi, cioè, io non ne so nulla di ste robe, le dico la verità che se vuole, cioè, le mie giornate sono scandite da ventilatori, terapie intensive, da mascherine, ste maledette mascherine che non si trovano. Sì. È scandaloso, bisogna andare a cacciare gli strozzini che vengono sul mercato a offrirci mascherine a prezzi 10 volte tanto. Sta gente deve sparire dalla circolazione. È scandaloso quello che succede, perché di mezzo ci sono le persone che muoiono. C'è la gente che non ha neanche diritto di calpestare la terra per come si sta comportando sui mercati. Sì. A livello internazionale fanno sparire container di merce che abbiamo comprato. Sì. E comunque guardi, sta partita della politica, io penso il governo adesso c'è un capo dello Stato, e si facciano sentire, risolvano il problema. Penso che ci sia un senso di comunità da parte di tutti, anche delle opposizioni. Sì. Non mi sembra che ci siano contrapposizioni, però bisogna fare qualcosa e immediatamente fare qualcosa. Ma questo, poi le faccio vedere un servizio, questo è il punto, Zaia, cioè sull'economia ci stiamo muovendo sinceramente a rilento, cioè io glielo dico da osservatore, da uno che io non ho da guidare una regione, il mio lavoro è informarmi, vedere come vanno le cose e fare dei confronti, no? Perché i confronti... E vedo della lentezza. Sulle mascherine, sono 3 settimane che in Italia si parla che mancano, no? Forse qualcosetta
a livello centrale poteva essere fatto. Ma sai, la partita dell'approvvigionamento dei famosi DP, dei sistemi di protezione, è stata una delle grandi difficoltà. Abbiamo chiesto tutti tanto materiale, di materiale ne è arrivato poco, o pochissimo addirittura. Penso che noi nelle nostre terapie intensive centelliniamo, nel vero senso della parola, le mascherine, ce le contiamo una ad una, e non abbiamo sicuramente avuto tutti i dispositivi che potevamo e dovevamo avere. È chiaro. Mi rendo anche conto che c'è un mercato globale che è andato totalmente in tilt. Rendiamoci conto che se usciremo, e spero proprio di sì, insomma, usciremo da questa emergenza, dovremo cambiare il nostro modo di pensare, ma dovremmo anche capire che questo ufficio complicazioni e affari semplici deve sparire, cioè dobbiamo dare più poteri agli amministratori, perché gli amministratori sono gli unici chiamati a dare risposte ai cittadini. Sì, è mancato molto da questo punto di vista. Poi quando tracceremo le righe dopo che siamo usciti da questa pandemia, ci sarà da fare un po' di ragionamenti su a chi deve avere il potere e chi no, perché insomma ormai emerge con chiarezza che la struttura non è più... se succede nell'ordinarietà tanto è tanto, ma se succede qualcosa di straordinario comincia a scricchiolare da tutte le parti, no? Mi pare questo che lei voglia dire, no? Certo, guardi dottor Del Debbio, le dico, in un paese nel quale ormai vige il principio dell'odio sociale e del dare all'untore, no? Ma l'untore non del coronavirus, comunque a chiunque amministra la cosa pubblica. Io dico, in questo contesto, se non avessimo tutte queste pastoie, sti lacciuoli, queste difficoltà, il continuamente pensare di essere indagati per qualcosa, magari qualcuno avrebbe anche pensato di riempire i propri magazzini della sanità di mascherine, di ventilatori, ma non puoi essere sempre cacciato quotidianamente come qualcuno che spreca, che si fa gli affari suoi, perché non può funzionare così un paese. Ha ragione. Mi trova d'accordo Zaia, almeno per quel che riesco a capire io, pur non avendo impegni diretti politici. Allora, noi con la nostra Francesca Carollo è andata a sentire il professor Crisanti, che lei conosce bene, è un virologo importante, con idee abbastanza particolari, non manca di criticare anche le posizioni del governo. Sentiamo cosa ha detto alla nostra collega Carollo. Dottore, come siamo potuti arrivare a questa situazione? Sicuramente ha giocato un ruolo importante aver sottovalutato la presenza degli asintomatici, ma chiaramente questo lo dobbiamo attribuire alla Cina, che non è stata trasparente su questo fattore. Secondo errore è stato quello di non chiudere le zone dei focolai. Ne parlerei più che altro di mancanza di esperienza, perché nessuno aveva mai visto una cosa del genere prima. È chiaro che i dati che venivano e che emergevano dalla situazione di Vo non sono stati interpretati nel modo corretto. Che cosa si può fare ora per uscire il prima possibile da questa pandemia? Concentriamoci su quello che ci rimane da fare, cioè implementare la quarantena e via via tutte queste misure che per esempio la Regione Veneto sta iniziando e ha promosso di sorveglianza attiva intorno ai casi e di sorveglianza attiva intorno alle categorie più esposte e di sorveglianza attiva intorno alle persone vulnerabili. Secondo me la priorità dell'Italia in questo momento è aumentare la capacità di fare test per identificare i malati al loro inizio e i portatori sani. In questo modo un po' alla volta se ne esce. Noi siamo stati in giro un po' per l'Italia, c'è stato un nostro collega, Andrea Ceresini, di cui poi se c'è tempo le faccio vedere un servizio, ma comunque abbiamo intervistato infermieri, medici e sanitari un po' dappertutto, non quindi nella regione Veneto, dove l'estensione dei tamponi è una scelta molto precisa che avete fatto, ma anche altrove. E quasi tutti, nella stragrande maggioranza, ci hanno detto fate tamponi a tappeto perché questo ci aiuta a isolare le persone che sono infettate e quindi ci aiuta ad avere meno carico eventualmente poi in uno stadio successivo negli ospedali. Ecco, che impressione le fa questa richiesta del personale medico e non solo? Che
che hanno assolutamente ragione. Mi lasci dire, dottor Del Debbio, due piccole considerazioni. Prego. La prima, che a Vo, quando abbiamo avuto l'informazione il 22 febbraio dei primi 2 contagiati, sono stato io a decidere e a volere i 3.000 tamponi per tutti i cittadini. Non le dico apriti cielo per tutte le Me lo ricordo. E con quei 3.000 tamponi abbiamo scoperto 66 asintomatici positivi. Li abbiamo messi in quarantena a Vo, poi Vo è stato anche in quarantena, come comunità è stata messa in quarantena. Alla fine col professor Crisanti, prima dell'apertura della quarantena, si è deciso di partire con questo progetto. Il professor Crisanti gode della mia stima e lavora con noi, e rifare tutti i tamponi a Vo, e sa cosa abbiamo scoperto? Solo 6 positivi. Quindi vuol dire che la formula è identificare il positivo asintomatico, che è un grande contagiatore, può contagiare anche 10 persone senza saperlo, e quindi se tu lo identifichi lo isoli. Ovviamente quali sono i problemi? Noi adesso abbiamo messo in piedi una bella macchina con il professor Crisanti per fare tamponi. Abbiamo appena acquistato peraltro un macchinario che proviene dall'Olanda, che ne farà 7.000 al giorno. Però non si trova più materiale, non si trovano tamponi, non si trovano reagenti, cioè sta andando in tilt anche questo mondo. Noi diciamo che se ci serve il fuoco, noi veneti ragioniamo così: se non abbiamo l'accendino usiamo la pietra focaia, ma il fuoco lo accendiamo. Sì, tra l'altro avete la mortalità più bassa, intorno al 4%, che è ad oggi, no, tra le più basse. Questo è vero. Ecco, e quindi questo sa. Zaia, in questo momento qui i numeri sono cose importanti, in altri momenti si può dire no, vabbè, ma facciamo anche un altro ragionamento. In questo momento i numeri dicono molto, e quindi questo numero evidentemente dice molto su quello che avete fatto. Senta, dal punto di vista del... Scusi. Prego. Mi perdoni se le interrompo, però mi lasci ringraziare tutti i dipendenti della sanità che stanno facendo un lavoro strepitoso. Io ho 54.000 dipendenti e le devo dire che con dedizione, peraltro ne ho più di 600 in isolamento perché comunque hanno contratto il virus, stanno lavorando alacremente, stanno seguendo le terapie intensive. Siamo ovviamente in overbooking dappertutto. Consideri solo che abbiamo un piccolo evento che ci ha portato 1.700 letti ad essere occupati da pazienti che non avevamo in programma di curare, che sono quelli del coronavirus. Abbiamo svuotato 6 ospedali a livello provinciale per dedicarli al coronavirus. Abbiamo riattivato 5 ospedali che avevamo abbandonato negli anni e per altri 710 posti letto. Insomma, se non ci fossero questi uomini e donne della sanità del Veneto, sì, oggi non saremmo così. Ma gli va l'applauso, purtroppo non ho pubblico, se no lo farei applaudire per questa cosa, ma certamente gli va l'applauso mio e di tutti quelli che ci stanno seguendo, sicuramente, quindi ha fatto bene a ricordarlo. Le faccio vedere un altro servizio, sempre della nostra inviata Francesca Carollo, a proposito dei controlli e dei droni, poi ne parliamo, prego. Sono tutti strumenti che aiutano ad evitare, insomma, contatti che non necessari, e quindi che aiutano ad evitare il diffondersi, no, del contagio. Insomma, in questo momento certo che la privacy va rispettata, ma certamente c'è un'esigenza superiore, che è quella di salvaguardare la sicurezza, no? Sì, guardi, mi complimento per questo bel servizio della Carollo. Dico che non l'avevo mai visto, fra l'altro, questo dispositivo. Dico che io ho un'altra idea, mi perdoni, che è quella che la privacy in questo momento debba essere sospesa. Sì, sì. E so che molti si arrabbiano quando dico queste cose. Abbiamo gli israeliani che si sono messi a disposizione per dei dispositivi che ci permetterebbero ad esempio di tracciare tutto quello che sono i movimenti, sì, e per noi sarebbe fondamentale utilizzare l'intelligenza artificiale, ma non per farci i fatti degli altri, ma per capire i movimenti e intercettare i positivi asintomatici, e quindi creare la vera sorveglianza che deve essere fatta in questo caso dal punto di vista sanitario. Penso che queste intelligenze artificiali, tutto quello che sono le nuove tecnologie, il mondo digitale debba essere autorizzato ad entrare in campo per questa emergenza sanitaria. Ricordiamoci che gli altri paesi lo fanno. Noi, come al solito, che siamo la culla della cultura, del rispetto, della privacy, arriveremo per ultimi e avremo più danni.
Senta, governatore, diamo una parola di speranza, no? Nel senso che quello che lei dice di tutto il Veneto, di come ha reagito così positivamente, soprattutto gli oltre 50.000 che lavorano nella sanità e che nuovamente ringraziamo da parte di tutti perché è un problema italiano e quindi ci riguarda tutti, anch'io che abito in Lombardia. Ebbene, se ce la stiamo facendo in questo momento, a maggior ragione penso, no, che avremo una botta di sviluppo successivo a questo che è successo, no? Cioè ci sarà un fiorire, io la vedo così almeno, lei come la vede? Ma guardi, lo dico a un uomo di cultura come lei, i romani dicevano che si costruisce sempre dalle ceneri e non dalle macerie, sicuramente arriveremo in quella fase. Penso che ci sarà la possibilità di avere un nuovo rinascimento dal punto di vista sociale, sia dal punto di vista culturale, sociale, comportamentale, economico, perché comunque dopo la pioggia viene sempre il sereno, questo è poco ma sicuro, dopo la pioggia viene il sereno. Dobbiamo arrivare al sereno con le ossa rotte il meno possibile, questo è poco ma sicuro. Il nostro modello, il nostro algoritmo che seguiamo giorno dopo giorno ci dice ad esempio che i veneti sono stati eccezionali a seguire le direttive che ho impartito per le restrizioni e quindi il modello oggi ci dice che siamo in ritardo di 2 giorni rispetto a quello che dovrebbe accadere. Avere 2 giorni di anticipo significa ovviamente avere una grande prospettiva. Il massimo, il picco, come ho detto, sarà per aprile, per il metà aprile, calerà verso maggio per poi quindi finire a maggio dovremmo avere diciamo l'attenuazione di tutto questo, di questa emergenza. Io spero sia così, ma sarà sicuramente così. Le auguro sinceramente buon lavoro. Grazie. Le faccio i complimenti per tutto lo sforzo che state facendo in tutto il Veneto, non solo lei ovviamente, ma tutti quelli che lavorano sia all'interno della regione che anche nelle aziende private, insomma tutti quelli che si stanno dando da fare, so che vi state dando molto da fare. Complimenti e in bocca al lupo, Presidente Zaia. Buon lavoro. Buonasera a tutti.